Altra prova superata per il Mose. Nella notte le paratoie si sono alzate rimanendo in funzione fino alle ore 7 e 7 minuti di questa mattina. Così Venezia è rimasta all'asciutto. A seguire le operazioni per tutta la notte, dalla cabina di comando, il provveditore alle opere pubbliche del Trivento, Cinzia Zincone, che ha comunicato il felice esito del test. Il Mose oggi è una realtà, sta proteggendo la città di Venezia dalle acque alte ed è importantissimo che questo sia accaduto anche se tutti avremmo sperato che fosse arrivato prima questa protezione. Insieme alla protezione efficace si sta sperimentando anche delle diverse modalità di utilizzo, con delle paratoie un po' aperte. Le barriere gialle hanno creato un divario di 54 centimetri tra l'acqua del mare e quella della laguna. All'ora di pranzo sono tornate a riposo, creando un varco per permettere il transito di alcune navi. Esperimenti importantissimi, come spiega il direttore del Corriga, ingegner Pierpaolo Campostrini. Si ottemperano insieme le due necessità, quella di protezione e quella di gestione di una laguna regolata. Accanto a questo si dovranno acquisire anche delle altre informazioni in questa fase e in parte Corila le sta effettivamente raccogliendo. Questo perché la prospettiva di un utilizzo futuro deve essere basata sulla conoscenza, la conoscenza di quello che succede in laguna. Se le condizioni meteo marine lo richiederanno, il Mose entrerà in funzione nuovamente anche in serata e nella giornata di domani, per quello che si può considerare il primo vero stress test del Mose lungo 40 ore. La città è dotata di uno strumento avanzato, flessibile, di protezione. Questo era quello che era stato previsto già negli anni '80 e che oggi si realizza. È una bella cosa di cui noi dobbiamo andare contenti e fieri.